Veleggiando verso Ocean Race, e veleggiando è il titolo di questa bella manifestazione, lo sentite in sottofondo, tanti bambini, addirittura 250 del comprensorio scolastico genovese Contubernio d'Alberti, che si sono dati convegno qui a Palazzo Turzi, una splendida cornice, una manifestazione che vede tanta gioia ma anche tanta profondità storica. La figura di Contubernio d'Albertis è una figura molto importante per Genova. Una manifestazione che si lega ed è dedicata alla figura di un altro grande genovese, oltre a quella di Cristoforo Colombo, Giovanni Battista d'Albertis, vescovo di Ventimiglia nel 1806, rinominato, e magari lo si conosce di più in questo modo, come Contubernio. Poco prima della sua scomparsa promosse l'Opera Pia per le sordomute. Con un decreto del 15 marzo il sodalizio fu riconosciuto quale istituto Contubernio d'Albertis. L'edificio che ospitò l'Opera Pia venne costruito sulle alture di San Fruttuoso del quartiere di Genova. In seguito trovò sede l'istituto scolastico Contubernio d'Albertis. E adesso a ricordare la figura di Contubernio d'Albertis, ma a precedere la grande manifestazione Ocean Race, veleggiando verso Genova, veleggiando su Genova, insomma, ma sempre con il vento in poppa. Contubernio d'Albertis è sostanzialmente il protagonista, no? Il protagonista di questa giornata importante, una figura che ha segnato Genova. Ma direi di sì, se non altro si inserisce in tutte quelle opere socio-assistenziali che hanno preso vita a Genova, specialmente nell'Ottocento, perché Monsignor d'Albertis ha operato nell'arco della prima metà dell'Ottocento, quindi diciamo che si colloca bene in tutta questa serie di opere che vanno dalle varie opere pie, dalle realizzazioni della Duchessa di Galliera a tante altre istituzioni che in parte sopravvivono ancora, altre purtroppo si sono estinte per una serie di motivi, comunque il ricordo storico rimane. Quindi una forte vocazione filantropica. Direi senz'altro di sì. Monsignor d'Albertis si era sensibilizzato alle bambine sordomute in quanto quando era vescovo a Ventimiglia era rimasto colpito da una bambina sordomuta. Ora c'è da considerare che a quell'epoca, parliamo soprattutto agli inizi dell'Ottocento, i bambini sordomuti erano considerati alla stregua di minorati psichici, senza nessuna possibilità di recupero, ed erano indirizzati sistematicamente all'albergo dei poveri e morivano lì. Monsignor d'Alberti ci ha pensato un attimo, sulla scia anche di quello che si stava facendo, perché già a Milano con il Conte Taverna, con il Tarra era stato iniziato un processo di rieducazione. A Genova poi i due scolopi molto benemeriti, Ottavio Assarotti e Tommaso Pendola, che avevano così affrontato il medesimo problema. Monsignor d'Albertis quindi stabilì per testamento che la sua casa, che è l'attuale sede del Contubernio in via Marena, diventasse un ricovero per bambine sordomute, le quali dovevano quindi essere accolte, educate e, arrivata alla maggiore età, se non avevano famiglia potevano rimanere anche tutta la vita. Noi ne abbiamo ancora 4 ultra ottantenni, le quali praticamente vivono lì da sempre.
Direttore, una bella soddisfazione veleggiando su Genova con la Contuberno d'Albertis davvero al centro, nel cuore. Nel cuore di Genova, e ringraziamo l'amministrazione comunale per l'ospitalità che ci sta dando con questa splendida location, e siamo enormemente soddisfatti. Per noi sono giornate importanti, il festeggiare i 160 anni di vita del nostro istituto, che oggi accoglie oltre 900 bambini nella città di Genova, a Genova San Fruttuoso. Io devo dire un grazie enorme alle maestre qua vicino a me, Maria Cristina, Roberta e Silvia, che hanno fatto un lavoro straordinario che apprezzerete voi e spero apprezzeranno tanti e tanti cittadini genovesi. Ringraziamo il sindaco Marco Bucci, l'amministrazione comunale, il vice sindaco Pietro Picciocchi. Sono emozionato, per me è una giornata stupenda e ringrazio tutto il corpo docenti e tutto il personale dell'Istituto Contuberno d'Albertis. Beh, continuiamo nella descrizione di questa splendida giornata di festa, però al centro di questa festa, al centro di questa importante manifestazione ci sono le maestre. Le maestre, come ci ha detto il direttore, è veramente il cuore pulsante di questa iniziativa, diretto contatto con i bambini, con i ragazzi. Che emozione è questa mattina? È stata davvero un'emozione fortissima vedere i bambini che si ricercavano. È stata davvero forte questa collaborazione, i bambini artisti che si sono espressi e che hanno cercato di immortalare Genova, di conoscerla meglio, hanno scritto versi, hanno fatto disegni e insomma si sono impegnati a più non posso, hanno fatto barchette, ognuno la loro. Insomma, quindi quando sono arrivati qui la prima cosa che hanno fatto è cercarsi la loro mostra, la mostra dei bambini del Contuberno. La mostra dei bambini del Contuberno. Senta, vedo che lei è particolarmente brava. Faccio una domanda a lei e alla sua collega. Allora, quanto abbiamo lavorato e quanto hanno lavorato i bambini e quanto ci siamo però divertiti? Allora, è stato un progetto nato da una complicità che si è creata così, in un attimo. Poi abbiamo condiviso con tutto lo staff e abbiamo cercato di trasmettere a tutti i bambini questa passione, questo amore che abbiamo per Genova e per la scuola che oggi è il Contubernio d'Albertis. Allora, passione, amore, Contubernio d'Alberti, che devo dire è già stato ripetuto tante volte, però davvero oggi grande soddisfazione, una realizzazione di un lavoro con i ragazzi, per i ragazzi. Sì, non è stato una cosa leggera, però insieme a loro l'abbiamo affrontata benissimo. Ci hanno guidato questi bambini con le loro idee, con la loro fantasia e veramente abbiamo creato delle cose belle, spero, e soprattutto loro saranno felici di vederle esposte. Sicuramente a giudicare. Allora me lo fate un viva la Contubernio d'Albertis, prego. 3, 2, 1, viva il Contubernio d'Albertis! Veleggiando su Genova, un titolo della manifestazione, ma anche, vedete in questo cartellone, tanta poesia, filastrocche, no? Allora, ci racconti qualcosa, da come nasce questa idea? Allora, questa idea nasce dal fatto che io da tempo vado in questa scuola per recitare delle mie filastrocche ai bambini e anche favole, insomma.
Poi vengo a sapere che la Contubernio quest'anno avrebbe celebrato i 160 anni. Ho detto, ma è una cosa meravigliosa. Era un'occasione da non perdere. No, ho detto, ma qui bisogna fare una bella festa, dato che io avevo già fatto delle cose con altre scuole, Genova vista con gli occhi di un bambino, ho scritto tante cose, tanti libri anche su Genova. Ho detto, ma no, dobbiamo fare. E poi mi è venuto in mente che contemporaneamente c'è The Ocean Race, 50 anni anche Ocean Race che compie. Ho detto, celebriamo questa cosa insieme. E cosa facciamo? E cosa abbiamo qua alle nostre spalle? Veleggiando su Genova, perché Ocean Race ha scelto Genova, la prima volta che praticamente fanno l'approdo in Italia, hanno scelto Genova. Ho detto, allora si veleggi su Genova attraverso le sue bellezze. Genova è meravigliosa, molti no, magari questi che arrivano con le barcavele dal mare, Genova poi è bellissima, e quindi ho detto, ma i musei, le chiese, il cibo, le bellezze naturali, i panorami, tutto. Ed è tutto raccontato in queste... Questi sì, tutti i pannelli, sono 18 pannelli avanti e retro, la scuola, le maestre bravissime, comunque io ho dato delle indicazioni, i municipi e tante mie poesie sono in questi pannelli, poesie, indicazioni, anche riferendosi al mio libro che è un itinerario storico fotopoetico, Genova e i musicisti nelle sue strade, quindi anche in un altro libro, Genova come quando, hanno attinto molto di lì. Insomma, sempre Genova al centro, quindi. Genova, certo, veleggiando su Genova, e abbiamo unito questi anni di 160 anni, che sono tantissimi, con i 50 anni di Ocean Race, che è un evento molto importante. Inquadra Piero, guarda che bellezza, eh? Adesso ce lo facciamo spiegare, però la forza delle immagini, c'è tutta Genova, scorci di Genova importantissimi. Maestra, davvero complimenti, partiamo da questo, ci racconta un po' cosa stiamo vedendo? Sì, questo è il risultato del nostro lavoro che abbiamo fatto su Genova. Noi siamo una classe di 5 anni, quindi scuola dell'infanzia, che ha partecipato al laboratorio a Palazzo Ducale su Genova. Abbiamo parlato di Genova e questo è il capolavoro che hanno fatto proprio i bambini, tutto di mano loro, senza il nostro intervento su niente. E complimenti, no? Merito scuola dell'infanzia, precisiamo l'età di questi bimbi? Sì, hanno tutti 5 anni e mezzo, alcuni 6, però dai 5 ai 6 anni. Tutti. E il direttore ci ha rivelato che lei li ha portati tutti qua a questa festa, quanti? Ne ha portati 27, tutti in autobus, siamo arrivati qua a piedi, è tutto andato benissimo, sono bambini molto bravi, molto educati. Beh, un po' di merito ci sarà anche suo e della scuola Contubernio d'Alberti. Proseguiamo un attimo voglio dire, nella carrellata, no? Siamo partiti da queste belle immagini e vedevo delle barchette molto particolari. Sì, è già qualche mese che abbiamo fatto queste barchette, noi abbiamo fatto appunto le nostre barchette con i colori della pace, perché in classe noi abbiamo dei bambini ucraini sordomuti che li abbiamo inseriti proprio dall'anno scorso e quindi abbiamo parlato tanto di pace, di stare uniti, di stare insieme, di volersi bene, allora abbiamo pensato di farle con i colori della pace. Per chiudere, quanto c'è di bello nel raccontare queste storie a questi bimbi e vederli poi protagonisti? È bellissimo perché i bimbi sono delle spugne, qualsiasi cosa tu gli racconti loro la imparano e poi la vivono e speriamo che in un futuro la ricordino.
Su Genova che veleggia nel mondo ci stanno anche i container, no? E allora insomma che cosa ci racconta? Certo. Tanto voglio ringraziare Anna Campbell che mi ha invitato e la mia collega ambasciatrice di Genova nel mondo, e poi soprattutto a me piacciono i giovani perché sono il domani, e allora ho lavorato tanto. Io sono un giovanotto di genovese di 80 anni compiuti e presento un nuovo container Martinengo, nuovo mezzo di comunicazione di massa, nuova unità ISO standard propedeutica ai giovani, alle future classi manageriali, alle prossime generazioni. Nel mondo vi sono circolanti e non 40 milioni di container marittimi muti, spesso brutti e sporchi, che trasportano sulle pareti solo la scritta di identificazione del proprietario come 50 anni fa e non promuovono la diffusione dell'immagine del mondo di Genova, della Liguria, dell'Italia e dei suoi prodotti autoctoni, della sua industria, dei suoi servizi, del Made in Italy e del suo patrimonio soprattutto culturale e artistico, che si stima e si concentra in Italia dal 65 al 75% di tutti i beni artistici esistenti in ogni continente. Con i miei giovani presenterò oggi qui a Veleggiando per Genova il nuovo container Martinengo che parla. Il video con la nuova startup Evidence, che è lo spin-off di CAB, Container Advertising Board, di paternità intellettuale di Angelo Martinengo. Ringrazio per l'attenzione e come ideatore della moderna pubblicità digitale mobile con ISO Smart Container spero che tanti giovani aderiscano a questa grossa iniziativa e incominciano a domandarsi che cos'è il container, come viaggia, lo identifichino nella maniera giusta e soprattutto lo utilizzino nella maniera giusta. Grazie. Beh, un contesto come questo di grande tradizione a Compagna non poteva certamente mancare. È un momento molto bello perché coniuga la gioventù, ma la vera gioventù, con la grande tradizione genovese. Certamente questa è una grande giornata di festa per i bambini ma anche per la città di Genova. Siamo orgogliosi che abbiano organizzato questo evento perché è un modo gioioso per trasmettere tradizioni, saperi, ci sono delle cose incredibili, c'è tutto qui dentro, raccontato in maniera ammirabile dai bambini. Sono entusiasta di questo grande lavoro che è stato fatto perché si è le tradizioni, la bandiera, chi siamo, da dove veniamo, i personaggi, il mare, la città, i monti. Qui siamo dal Pesto. Beh, ecco, no, stavo dicendo, ha fatto bene perché mi ha dato il destro, insomma, voglio dire, qui abbiamo una grande tradizione mangereccia, la grande cucina genovese. Sì, i bambini l'hanno coniugato in maniera magnifica. Cosa vuol dire pesto? Pesto, emozione di mangiare questo super cibo, veramente. Hanno saputo con la scuola interpretare in una maniera fantastica quello che siamo veramente noi. E noi ci fa veramente piacere che questa manifestazione sia fatta dalla Contubernio di Albertis, che è veramente una grande scuola. Ringrazio anche l'ambasciatrice di Genova, Anna Maria Campello, che ha coordinato questo grande lavoro e ci fa veramente piacere poter essere qui, partecipare a questa giornata particolare per Genova. Splendido scenario, davvero, no? Una mattinata incredibile, molto bella, anche alle nostre spalle, insomma, il nome Istituto Contubernio d'Albertis esce sempre, no? Questa mattina è stata veramente una celebrazione. Per noi è importante che ci siano tanti giovani, perché la qualità di una città, di una cultura,
significa avere tirato su i giovani e averli fatti diventare partecipi della propria città, della propria storia, della propria cultura, come dicevo prima. Come vedete qua ci sono il futuro, per ragioni anagrafiche il futuro è loro. Se non li prepariamo, se non li aiutiamo, se non li spingiamo a essere in prima persona soggetti di riflessione sulla loro storia, perdiamo una grande occasione. L'Italia potrebbe impoverirsi. In questo momento l'Italia non si impoverisce, almeno Genova farà da faro in questa situazione, ma sono convinto che in tante altre città si fa in questa maniera. Beh, a giudicare da come tengono alta la voce, da come si divertono, perché poi bisogna anche divertirsi. Voi come ente, quindi insomma lei mi ha quasi fatto un documento programmatico per certi versi. Noi facciamo parte del Movimento Cristiano Lavoratori, un movimento nazionale e internazionale che ha più di 2 milioni di soci. L'ente in particolare si interessa di cultura e di manifestazioni di tipo sociale. Qua un po' fa con questo rumore di fondo una signora diceva che peccato questo rumore, ho detto guarda è come essere in un bosco dove senti gli uccellini cantare, questo non è rumore, è gli uccellini del futuro che ci stanno dicendo siamo qua, siamo presenti, siamo genovesi, siamo italiani. Ne parlavamo prima di iniziare l'intervista, no? Qui alle nostre spalle una prima delle tante grandi interpretazioni artistiche di questi ragazzi, no? E insomma, detto da te, assume un valore ancora più importante. Ma sicuramente c'è tanta creatività e io mi commuovo spesso quando vedo questi ragazzini, questi bambini alle opere che si avvicinano alle opere grafiche, alle opere pittoriche e indubbiamente c'è tanto amore per la loro città, emerge nelle loro raffigurazioni sia pittoriche che grafiche ed è veramente molto bello sia di stimolo per i ragazzini sia anche per noi adulti che rivediamo una nostra Genova attraverso gli occhi più ingenui, più belli, più puri, non contaminati. Una bellissima esperienza. Sei venuta qui con la tua presenza, però molto sentita, molto partecipata, a omaggiare davvero questa grande iniziativa che vede al centro una scuola importante come quella genovese della Contubernio d'Alberto. Sì, senza dubbio, appunto, mi ripeto, perché è una grande emozione quando i bambini, i giovani talenti, ma anche non talenti, ma la sensibilità arriva anche attraverso i loro lavori che non necessariamente poi svilupperanno un senso artistico, ma però è stato fatto un bellissimo lavoro da parte sia dei docenti che dei ragazzi. Mirko, allora lasciamo il microfono 3 minuti all'assessore Marta Brisoni che ci saluta e poi Ma se che pensi, Bucadage e la terza canzone. Ok. Ciao a tutti! Allora, viva la scuola o abbassa la scuola? Viva! Viva! Che lo facciamo allora un grandissimo viva la scuola? Applauso ai nostri insegnanti! Di più! Perché qua
Bimbi. Ci stiamo bagnando tutti. Allora, io vorrei sapere che classe fate? Seconda, prima media e l'ultimo anno di materna. Avete un po' l'ultimo anno. Sentite, però io vi dico una cosa, ma l'ultimo anno di materna è molto composta, è molto silenziosa. Ecco. Complimenti, complimenti. Brava maestra Anna, Brava maestra, complimenti. bravi bimbi, è una bella cosa, bravi. Siete bravissimi, siete bellissimi. Allora, io direi che siete tutti emozionati, siete tutti contenti di essere qua in questa manifestazione un po' diversa da quelle che voi normalmente fate nel vostro istituto. Vi prometto che presto vi verrò a trovare e adesso vi lascio cantare, va bene? Così vi ascolto con tutte le vostre bellissime vocine. Forza e coraggio! Grazie Marta. E a partire senza una palanca, li ha già 30 anni, forse anche giù. Volaiano completamente di noi manca, e poi se ne corruggiano torna giù. E face a parassine un giardinetto, ora piccante in tua cammina vi, a brandata che largo un giletto. E da che non schinasse i matti, ma un figlio che diceva che pensava a cena che se fighe vuoi tornare. Ma Lea passò di tempo, forse troppo, mio figlio che diceva stiamo bene, dove ti vuoi andare papà per scemo da un po', un viaggio ma ne vedo con me, oh no, non mi sento ancora in gamba, sono stufo e non ne passo proprio giù, sono stanco di sentir signor caramba. Mi vuoi ritornarmi ancora giù, di te nascivo e parlo spagnolo, mi sono nasciso nei seni che voglio, ma
professore, quale sottofondo migliore quello che sentiamo, insomma, questi bambini che cantano anche molto bene, no? Una giornata davvero importante all'insegna dell'allegria, ma anche dei contenuti profondi. Certo, sono rimasta veramente ancora di più meravigliata, perché in questo mio ruolo da assessore alle scuole ogni giorno scopro dei mondi, si può dire, fantastici, visto che parliamo dei bambini, e questi occhi sognanti aiutano a svolgere in maniera migliore il lavoro che svolgo ormai da diversi mesi. Quindi oggi abbiamo sentito i bimbi cantare, li abbiamo sentiti interpretare quelle che sono le nostre canzoni tipiche genovesi, che quindi è assolutamente importante portare avanti le tradizioni, quindi le canzoni ricordano Genova e anche le canzoni in genovese, e poi siamo passati un pochino di più a canzoni più moderne, però con dei grandi contenuti, perché parlano del rispetto dell'oceano, del rispetto del mare, del rispetto dell'ambiente in generale. E visto che Genova fra poco più di un mese ospiterà Ocean Race, vediamo come proprio le nuove generazioni, proprio anche i piccoli, siano legati a questo messaggio di rispetto della natura che fino da piccoli devono avere nelle loro menti e nelle loro menti creative. Ecco, questo è importante perché il tema di Ocean Race, al di là del grande valore mediatico, indubbiamente di livello mondiale, che porta Genova come dire, ai vertici mondiali, poi dietro si porta anche un progetto di rispetto della natura. Quello che lei ha cercato un po', come dire, di trasmettere, mi pare avevano compreso bene questi bimbi. Sì, certo, perché io naturalmente nel mio ruolo di assessore alla scuola mi devo dedicare ai bimbi, quindi mi devo dedicare ai piccoli, ai piccini, quindi abbiamo organizzato in questi mesi tante piccole manifestazioni che hanno avuto tutte l'obiettivo, insieme all'Istituto Nautico e anche insieme alla Capitaneria di Porto, di trasmettere questo messaggio di rispetto nei confronti, diciamo, del mare e anche di tutta, diciamo, la natura che circonda il mare. Quindi indubbiamente mettiamo dei piccoli semini nei bimbi affinché poi un domani questi semini diventino proprio dei veri e propri alberi rigogliosi, degli alberi verdi rigogliosi. Insomma, il mare, per chiudere, sempre nei nostri pensieri, siamo genovesi, siamo liguri. Certo, siamo genovesi, siamo liguri, quindi viva le tradizioni liguri, viva la nostra città, e facciamo in modo tale che i nostri bimbi, insieme ai loro genitori, siano felici di popolare la nostra città. Quindi io dico sempre, esperienza all'estero sì, benissimo, però poi riportate il vostro know-how qui sul nostro territorio. Piccola ecologia, vogliamo un mondo bello, coi colori dell'acquerello, siamo verdi, siamo azzurri, siamo rossi, siamo gialli, i colori di un mondo bello, che più bello faremo noi. Vogliamo pulire il cielo per la rondine in volo, vogliamo pulire il mare perché il pesce vuol nuotare, vogliamo pulire il prato per il fiore appena nato, vogliamo pulire il bosco per la lepre che sarà fresco. Noi siamo la compagnia della piccola ecologia, vogliamo un mondo bello coi colori dell'acquerello, siamo verdi, siamo azzurri, siamo rossi, siamo gialli, i colori di un mondo bello, che più bello faremo noi. Bene, mi metto qua in mezzo a voi, così sto in mezzo a voi. Cioè, tra l'altro siete vestiti tutti elegantissimi, quindi complimenti alle vostre mamme e ai vostri papà, che hanno un gusto meraviglioso, perché guardavo tutti quanti, sia femminucce che i due maschietti, veramente di un'eleganza strepitosa. Allora, io mi chiamo Marta Brusoni,
e sono l'assessore alla scuola. Quindi quando voi o anche quando i vostri genitori hanno qualche progetto da presentare per la scuola, mi venite a trovare. Io lavoro in questo edificio al terzo piano e quindi poi vi aspetto anche in altre occasioni, va bene? Anche perché questa canzone mi è piaciuta veramente tanto, non solo diciamo per come la cantate voi singolarmente, ma perché proprio lancia un messaggio veramente fondamentale, ovvero il rispetto della natura, il mondo bello e sapere diciamo sempre rispettare questo mondo che ci accoglie e quindi a maggior ragione anche la nostra città. Io quindi adesso, visto che a me piace andare sempre anche un po' sul pratico, allora vi lancio un invito che mi è arrivato proprio oggi. Sapete che fra neanche un mese a Genova si terrà una manifestazione che si chiama Ocean Race, la conoscete? No? Allora ve la racconto io. Dal 24 di giugno praticamente Genova ospiterà tantissime barche a vela che hanno fatto il giro del mondo e queste barche a vela sono anche costruite secondo diciamo principi del rispetto ecologico anche con materiali che non inquinino. Quindi una domenica, cioè la domenica 18 giugno, vi fate portare da tutti i vostri genitori alle 9 per fare il cosiddetto, dobbiamo parlare in inglese, non è che possiamo parlare in italiano, in genovese o in italiano, dobbiamo un po' tirarcela, il plastic race. Secondo voi che cos'è il plastic race? Dai, tu con questi occhiali che poi mi ricordi un po' me, quindi tutti e due abbiamo gli occhiali. Plastic significa plastica, race significa gara. Bravissima, bravissima. Quindi cosa facciamo? We clean the planet, ovvero noi puliamo il pianeta. In questo caso ci limitiamo a pulire, diciamo, Genova. Quindi magari adesso, quando mi dà la vostra insegnante il numero di cellulare, così vi mando la locandina e venite a fare questo grande progetto. E magari, se riusciamo, io metto la vostra insegnante anche in contatto con l'organizzatore e la ricantate questa canzoncina? Siete d'accordo? Così perlomeno qua vedo che siamo tanti, però è talmente bella questa canzone che non so se voi genitori, nonni, siete d'accordo che dobbiamo farla conoscere per tutta la città. Bene, mi sembra che abbiamo organizzato tutti insieme qualcosa di interessante. Quindi io ringrazio tutti i partecipanti a questa giornata, vedo anche delle signore molto eleganti e quindi ringrazio perché sicuramente allietano questa cornice di Palazzo Tursi. Questo si chiama Salone di Rappresentanza e noi organizziamo gli eventi particolarmente importanti in questo salone. Quindi voi siete stati i benvenuti e continuerete sempre a essere i benvenuti in questo salone. Grazie della vostra partecipazione, grazie del vostro sogno e spero vi ripeto, il mio assessorato è sempre aperto sia per quello che riguarda i mugugni, perché diciamolo siamo a Genova quindi un po' di mugugno ci vuole, ma soprattutto per quello che sono i vostri progetti e le vostre proposte. Grazie ancora a tutti. Eccolo qua, in favore di telecamera, un archetto, insomma io non so se me lo merito, anzi non me lo merito sicuramente, però insomma me lo sono preso un arco. Sì che lo merita, ma certamente, è un arco col quale si dà suono al violino. Anzi, approfitto per dire questo, normalmente quando si parla di strumenti ad arco, per esempio del violino, si parla del violino e quasi si trascura il discorso dell'arco. L'arco è importantissimo, è quello che dà il suono allo strumento e sono le corde vocali della persona, quando canta, di una persona quando canta. Mi lasci passare come quando si fa il pesto, il pestello e il mortaio. Certo, certamente. Allora no, abbiamo scherzato, però insomma ci fa
Ci fa assolutamente piacere. Una grande giornata questa, all'insegna della musica dei più piccoli. Sì, sì. Ma è una giornata importante culturalmente per continuare a trasmettere, per continuare a far conoscere per chi non conosce tutta la cultura che noi abbiamo qui a Genova, e con l'Ocean Race si sono affiancate queste attività. Un'altra sarà la Tabarca, diciamo la traversata di Tabarca, dove interverrà la scuola Conte, appunto con i bambini che hanno cantato poco fa, perché partirà proprio da Pegli, dove ha sede la scuola. E io faccio parte degli insegnanti della scuola Conte, quindi è stato per me un piacere e un onore poter presentare questi bambini in questa occasione importante. Insomma, coniugare questo tipo di attività tra la musica e i più piccoli è sempre molto importante. Faccio una domanda che ho fatto anche ad altri artisti: la prima volta che lei ha avuto un approccio con la musica? Dunque, io devo ringraziare mio papà, perché mio nonno è stato violinista al Teatro Carlo Felice come me. Mio papà progettava centrali, però ha studiato 8 anni con mio nonno e mi ha messo in mano un violino che ero piccolino, ma prima, a 4 anni, ho suonato l'armonica a bocca che avevo in casa e ho fatto una sorpresa ai miei genitori con la pastorale di Natale. Beh, insomma, è già partito abbastanza bene. Abbiamo visto gli esordi e invece adesso poi nella piena maturità, insomma. Tanti progetti, no? Non ci si ferma mai. Io ho origliato qualcosa, c'è anche un progetto importante. Certo. Allora, ho diversi gruppi, ho un quartetto che si chiama Paganini Sivori con i miei colleghi del Teatro Carlo Felice, ho un quartetto che si chiama I Suoni di Genova, i Swing di Siena, che facciamo musica di cantautori genovesi, un'orchestra da camera, la Paganini Ensemble, e faccio coppia con mio cugino che si chiama come me, Calamaro Andrea, che suona la chitarra, e suoniamo violino e chitarra classici ed elettrici. Poi ho anche un altro cugino, sempre Calamaro, Giovanni, che è un avvocato, che è pianista e organista, col quale abbiamo avuto occasione di collaborare ultimamente. Insomma, una famiglia dedicata alla musica. Le restituisco l'archetto? Grazie, grazie. Poi sono stato nominato, è stato un onore per me essere nominato dal sindaco Marco Bucci ambasciatore di Genova nel mondo, quindi per me un grande impegno cui tengo tantissimo per portare avanti tutta la nostra cultura, per me dal punto di vista musicale, e naturalmente con la musica si può collaborare con tutti i campi, con la medicina, con la pittura, con la scultura, con la poesia, e quindi non c'è altro che da darsi da fare, continuare a studiare e continuare a lavorare. E la prego, continuare a suonare. Solfeggio con il mare del grande Eliano Calamaro.
a scuola di musica, perché poi ci vogliono le doti naturali, ma poi bisogna anche imparare, bisogna studiare, è così? Sì, senz'altro l'inclinazione alla musica aiuta, ma dico sempre, verso per dire, chi canta non esiste lo stonato, basta solo educarlo, e quindi, come dire, l'inclinazione aiuta, ma la formazione è completa senz'altro. La ringrazio parlando di stonati perché non mi conosce, ma andiamo avanti con l'intervista. No, però voglio dire, ci vuole anche la necessità di una scuola di tradizione, e in questo senso penso che la scuola Conte non abbia pari. La scuola musicale Giuseppe Conte è data come fondazione 1896 e deriviamo da quella che fu la banda municipale del comune di Pegli, allora comune autonomo. Da 50 anni, quello corrente è il nostro 50° anno scolastico, copriamo più di 250 allievi, non solo genovesi ma tutta la parte ligure e basso Piemonte, e per i corsi professionali di alto perfezionamento un po' da tutta Italia. Assolutamente, quindi vi denotate come un'eccellenza. Eliano Calamaro poc'anzi ci accennava una collaborazione tra appunto il suo violino e la vostra scuola. Eliano, che è un caro amico a prescindere, diciamo, collabora con noi sia come corsi di violino, ed è molto bello, ritengo, che una persona di questa caratura, di questa preparazione si avvicini anche alla preparazione dei più piccoli, quindi anche il neofita viene seguito e impostato da subito, e in più progetti chiaramente concertistici legati prevalentemente alla figura di Paganini. Ecco, chi volesse accedere alla vostra scuola cosa deve fare? Mi fate una prova di ingresso, quindi io già devo star fuori dalla parte. No, assolutamente. Allora, intanto ogni estremo, se posso permettermi di dire, lo si trova su internet, www.scuolaconte.it, lì ci sono i profili degli insegnanti, i profili dei corsi, i prezzi, che da buoni genovesi è giusto tenere conto. Generalmente viene offerta una lezione gratuita all'allievo in maniera tale che possa avere, come dire, credevo che fosse amore, invece era un calesse, e quindi avere un po' un'idea di cosa si tratta. Poi si comincia, avendo prevalentemente lezioni individuali, il corso, come dire, è ritagliato sulle possibilità, sull'età dell'allievo e così via. Va bene, io la ringrazio, temo di essere un caso disperato, però chissà, magari busserò alla porta della scuola Conte a Pegli. Grazie. Grazie a voi. La mia infanzia e feste di San Giovanni Battista erano favolose, illuminazione, i lumetti e a lotteria. Poi per strada arrivava il piano a maneggia e l'organetto che ti dava un'allegria. Chi non ricorda quella donetta che in strada vendeva i figli, pistacci, nissè, sisue, cocco, e per 2 palanche a te dava anche carote. D'inverno vendeva che belle cado buggio, e ci laghi a via di Servi, o borgo di Lanè, e subito lì che un teatro Apollo che fava varete. O tuaro vestito da donna, o cantava violettera, e Scanapino che fava moidorie. Poi t'arrivavi in Sciacciassa del Pontegelo, qua a Sovasca con Zampillo, o caffè Resasco, o lì in fondo di via Feschi, te paiva sempre a festa. Su te feste di Natale, i buteghe mettevano in mostra gli erbi pinte ogni ben di Dio, e che ho i cappini, bibin, levri e setruini. Le a tutti illuminò anche i baracquini. In Ciasanova te favan sentire a Natale lo dudo pandusa senese. I figli studiavano a poesia di Natale, da recitare per esempio, a letterina da mettere sotto al piatto dopo promettendo di esserci bravi. Grazie
La musica, la grande protagonista di questa giornata, la musica dei bambini, no? Cantata dai bambini, quindi insomma cosa c'è di più bello? Beh, i bambini sono quelli che ci daranno gli nuovi input, le nuove possibilità musicali del futuro, quindi dobbiamo dargli spazio e cercare di fare in modo che diventino più creativi di noi. Assolutamente, mi vuoi ricordare il tuo primo approccio con la musica? Cioè, cos'eri bambino? Mi racconti un po'? Io ero bambino, mio nonno suonava il clarinetto, però faceva anche il ciabattino, faceva scarpe su misura ortopediche e nel pianerottolo a Vigevano, dove lui abitava, c'era un signore che dava lezioni di pianoforte, si chiamava Rittoce, e mio nonno andava lì con questo signore, ogni tanto si facevano delle suonatine, dei duetti, e io avevo 6 anni, 5 anni e ero incantato da questi due musicisti. Quello è stato il primo approccio. È stato lì che è nata la passione, no? Devo aggiungere che mia mamma era una bravissima cantante lirica, soprano, quindi in casa la mattina quando faceva i lavori di casa lei cantava e mi estasiava. Beh certo, insomma non capita a tutti, ecco, di avere in casa, quindi è per quello che ti è rimasta poi la musica nel sangue, insomma, certo. E hai dato e stai dando tutto quello che ormai ti riconosce tutto il mondo della canzone. Torniamo invece a questa giornata, una giornata importante, veleggiando. Si è parlato di Ocean Race, si è parlato del mare. Il mare è una componente importante. Beh, io sono un navigante mancato perché facevo l'istituto nautico, avrei dovuto diventare ufficiale di marina, invece ho navigato cantando. Ci sono tanti modi di navigare, però quello che si fa veleggiando è il più poetico e il più bello. E quindi insomma è sempre poi con un occhio a Genova, si può partire da Genova, tu sei partito tante volte, poi sei tornato, insomma per il tuo mestiere che ti ha portato a girare il mondo, però poi si ritorna, no, a Genova? Allora, mi dispiace solo che Cristoforo Colombo non è tornato, ma normalmente tutti prima o poi tornano, perché siamo sempre innamoratissimi di questa città, di questo mondo che ci ha visti nell'infanzia e che ce lo portiamo dietro per sempre. Possiamo andare in qualsiasi porto del mondo, in qualsiasi posto del mondo, ma poi alla fine si torna sempre a Zena. Bella conclusione. Grazie. Speriamo, aspetta, come che dice? Voleva partirsi senza palanca, le asa 30 anni forse anche di giù, volava lutto e mette di nella banca, e poi se ne giorno torna su, e fa sa palassina e un giardinetto, un rampicante, qua cantino fin, avrà da cagliarlo e hai sul letto, pedaglia la schiena, sei ai mattini, ma un figlio che diceva, non che pensa, a sera, cosa ti deve tornare, ma se che penso all'uomo vedo i miei monti e a casa da Russia, rivedo righi e me sa streso che vedo a lanterna a cava la ciumma, rivedo a se la illumina, vedo la fuge e sento frase umana, e allora mi penso ancora ritorna, a posa io lascio un dove tornare. Le asapa solo del tempo e forse troppo, è un figlio che diceva stiamo bene, a mia papà un viaggio pensiamo dopo, un viaggio è lungo e invece non conviene. Oh no, non mi sento ancora in gamba, sono stufo, non ne posso proprio più, sono stanco di sentir, signor caramba, mi vedo ritornare nei polsi, ti tengo asciutti e te imparo spagnolo, mi sono nasciuto senese e non me muovo, ma se penso allora mi perdona, vedo i miei monti e a casa da Russia, rivedo righi e me
matin à Cava sur moi, rivedo a se ne illumina, vedo la fugge e sento Franzoma e allora mi penso ancora ritorna a Possaios lasciando me matura e senza tante cose da partire e a sera uscega furmo tu usceni. Genova è poesia, è musica senza confini e le note danzano, librano tra caruggi, strade, creuse, echeggiano nei quartieri da ponente a levante, sorvolano i tetti di Ardesia, solfeggiano con il mare, vibrano emozioni con il sole o la Maccaia in ogni angolo di Genova, che ha ispirato poeti, musicisti, cantautori. La Genova per noi è uno spartito musicale, ora allegro e travolgente come samba e rock, o suggestivo e struggente come nostalgica saudade. Nella città senza frontiere non si scorda mai chi l'ha amata ed è cantata in tutte le lingue del mondo. Cosa c'è di meglio che iniziare un'intervista con queste voci in sottofondo, no? Per lei che insomma vuol dire è un maestro della voce, insomma direi che meglio di così non poteva andare. Io ho cominciato a cantare all'asilo, mi ricordo che la direttrice mi fece fare la canzone La giacca rotta dello Zecchino d'Oro, avevo 4 anni e mezzo, 5, ed è stata sempre per me la musica, la voce, il canto, la guida più importante, un vero faro per dare un senso a tutta la mia educazione e alla mia vita. E questo insomma è anche un messaggio che passa, abbiamo sentito prima anche il mare, no? Il mare, il grande rispetto degli oceani con Ocean Race, con queste attività. Il mare è anche un'altra fonte di ispirazione musicale, no? Il mare è un'altra parte della mia vita, adesso purtroppo non sto più a Genova ma sto in Franciacorta, però appena posso vengo e il mare scorre dentro ed è un elemento indispensabile perché poi la sua continuità ci fa proprio far capire l'onda con cui la vita deve essere affrontata.
complimenti per la Franciacorta, perché in tema di liquidi, ecco, insomma, voglio dire. Diciamo il pesto è pesto, la Franciacorta è il suo vino, che poi non chiamiamolo con nomi sbagliati, è un nature, quasi uno champagne vero e proprio. Assolutamente un onore, però anche col pesto potrebbe andare bene. Veniamo invece ancora alla musica. Se io dico Genova Vita. Genova Vita è una canzone che Maurizio Martellini e Alessandro Boriani hanno scritto, dedicata a Genova, e che ho presentato ai Parchi di Nervi 2 anni fa, forse proprio nel momento in cui terminava la prima lockdown ai Parchi di Nervi qua a Genova, ed è un'occasione bellissima perché è una serie di immagini di Genova straordinarie prese dall'alto, e la musica è fantastica ed è un vero inno di gioia e di inno alla vita proprio di Genova. Ecco, e per chiudere, insomma, maniera un po' simpatica, in tema di inni, e poi perché uno degli autori si chiama Doriano, mi è parso di capire, quindi insomma forse un inno. Doriani, vabbè, però io avevo voluto capire questo. Avevo voluto capire questo, quindi insomma magari un inno per qualcosa che le è molto caro. Sì, un inno che sono contentissimo di questa finalmente liberazione della Squadra del Cuore. Nessuno, non è una scoperta che io sono sampdoriano di fede e di appartenenza, quindi sono felicissimo e auguro a tutta la nuova presidenza e alla squadra un posto che merita, che ci meritiamo. Magari un acuto che tutti i tifosi desiderano. Un acuto, sì, un vincerò bello lunghissimo. Ecco, va bene. Io sono sempre accanto a te, di giorno con la luna, nel golfo fatto di poesia, di brezza e di laguna. Tu sai la storia, ma sai essere moderna, con quel tuo fuoco acceso dentro la lanterna. Genova noi, Genova gente, che vive giorno dopo giorno il suo presente. Genova sale, Genova sole, che splende al vento delle vele su un pontile. Genova mare coi suoi colori, Genova canto di tanti autori. Nel cielo dentro all'orizzonte ti specchi e ti riposi, quel tuo riflesso sotto il monte mi fa 1000 sorrisi. Se penso a quei paesi avvolti nella nebbia, io chiudo gli occhi e mi ritrovo sulla spiaggia. Genova bella, Genova mia, sei la fiammella che riscalda la mia via. Genova acquario, Genova spoglio, non puoi sapere quanto bene io ti voglio. Genova cara, immenso amore, da non trovare altre parole. Genova ciao, fammi sorridere.
che ho dell'anima. Genova spazio nell'immenso, rimane ancora in questa stanza, io e te, coi nostri brividi. Genova vita, Genova noi, Genova gente, che vive giorno dopo giorno il suo presente. Genova sale, Genova sole, che splende al vento delle vele su un pontile. Genova mare coi suoi colori, Genova canto di tanti autori. Ecco Menini, l'abbiamo rapito un attimo a questo uditorio, insomma una giornata davvero importante, abbiamo avuto il canto dei bambini, poi anche tante testimonianze, non poteva mancare ovviamente. Grazie, siete molto gentili. Io cosa posso dire? Sono entusiasta quando vedo dei bambini che fanno quello che stanno facendo questi, dietro una spinta del tutto disinteressata, ma solamente con l'obiettivo di un futuro che sia più allegro, più sereno e più buono. È questo che a noi manca. Questa è veramente la nota più significativa di questa giornata, avere coinvolto questa scuola con Tubernio Gibi d'Albertis. Ringrazio Anna Maria che ha fatto da tramite, che ha fatto da motore, e ringrazio il direttore della scuola che ha dato la disponibilità. Ecco, questo per me è stato veramente un appuntamento molto importante. Noi dobbiamo cominciare nelle scuole, nei teatri, con i ragazzi, con i giovani. È così che si riesce a formare una base culturale che poi servirà a governare questo paese che sta andando verso un'avventura, bufere in arrivo da tutte le parti, guerre di qui, guerre di là, cioè noi dobbiamo difenderci da questo e ci dobbiamo difendere educando i piccoli. E quindi insomma c'era molto di futuro, no? In una giornata come questa. C'era molto di futuro. Io quello che posso dire, come Associazione dei Liguri, noi faremo una conferenza stampa il 22 di giugno alla sala conference della Regione Liguria in Piazza dei Ferrari, in cui presenteremo il nuovo numero di Gens che ho già qui in stampa, in cui sono riportati moltissimi articoli, in particolare quelli che si riferiscono alle cittadine in base al progetto che abbiamo fatto, turismo di ritorno, turismo alle radici, turismo alle origini, ma soprattutto c'è un nuovo capitolo che è quello dei personaggi illustri che sono emigrati e che hanno fatto, come si dice in gergo, fortuna. Ecco, noi questa volta abbiamo 3 nominativi, uno di un certo Candido Garrone che è morto qualche settimana fa, dove abbiamo un centro culturale dell'Associazione dei Liguri in Uruguay, e poi abbiamo la storia di Saturno, faremo una grande festa a Neirone il 29 di luglio, e poi abbiamo un altro grande personaggio che è Peragallo di Valparaiso, quello che ha fatto praticamente quella specie di Camogli in miniatura con tutti i nomi, che è una specie di, non so se siete stati in Valparaiso, è una cosa incredibile, e questo è un altro di quei personaggi che noi abbiamo riscritto. Raccontiamo la storia di queste persone e penso che mi avvarrò della collaborazione, se vorrà, della dottoressa Olcese, che è un grande personaggio, una grande cultura, che ho sentito al Museo dell'Attore circa un mese fa, da cui sicuramente spero di avere un grande contributo in questa direzione.
Assolutamente, e questo è nel segno dei Liguri del mondo. Certamente. Che bel pubblico! Questa che vi leggo adesso è una mia poesia dedicata alla qui presente Anna Maria Campello. Ad Anna Maria Campello, ambasciatrice di Genova e del mondo. A te, Anna mia carissima amica, dal cuore sensibile e sincero, io dedico questa poesia. Sei il secondo faro dopo la lanterna che illumina la città, facendo conoscere a tutto il mondo le bellezze, i musei e i palazzi rolli in tutta la Liguria. Dal carattere solare, sempre attiva nel sociale. Organizzatrice di bellissimi eventi prestigiosi, culturali e artistici che realizzi con grande successo, passione e amore. Grande scrittrice e poetessa, ammirata da tutti, le tue filastrocche fanno felici i bambini, dando gioia e allegria anche agli adulti. Per te! Beh, si sta parlando tanto di mare in senso poetico, ma c'è anche poesia nell'affrontare il lavoro sul mare, il lavoro del mare. Abbiamo parlato di container, ma bisogna parlare anche di professionalità da seguire. Verissimo, verissimo. Noi del CIF abbiamo una scuola professionale per ragazzi dove effettivamente insegniamo ad usare tutti i macchinari necessari per il porto, per qualsiasi meccanismo per scaricare le navi, per il container, eccetera. Ed il messaggio che ha dato il dottor Martinengo credo che sia veramente eccezionale, perché riuscire a dimostrare Genova nel mondo tramite internet e sui container credo che sia una novità, e questo credo che ne dovremmo veramente parlare. Beh, perché insomma poi forse per noi genovesi i container fanno parte del panorama, no? È un panorama, ma anche un panorama di lavoro. Certo, sicuramente. Io tra l'altro abito a Pegli e quindi di fronte ho sempre i container di Pra, che le dirò che non mi danno nessun fastidio, perché effettivamente è un modo per lavorare, vivere e essere vivi, perché quello ci danno veramente un movimento anche di lavoro verso tutta la città. E quindi sotto questo aspetto voi puntate all'educazione lavorativa dei giovani. Certo, sicuramente, e le ripeto, noi nella nostra scuola alla fine dei corsi cerchiamo di inserire proprio i ragazzi nel porto come lavoratori, e questo insomma dà una grossa soddisfazione a loro che hanno imparato e a noi che abbiamo insegnato. Benissimo.